Eccoci qua cari telespettatori, ben ritornati anche questa sera con noi, con i nostri ospiti e come vedete anche dal titolo il tema da affrontare è bello tosto, nasce dalle notizie di quest'oggi, noi andiamo un po' nel particolare nel nostro territorio come sempre e cerchiamo di capire con gli esperti presenti veramente verso quale strada va il nostro nord-est, ovvero sta tornando ad essere la cosiddetta locomotiva d'Italia, si sta riprendendo, traina o si trascina verso una ripresa, ma che tipo di ripresa ci può essere? E la legge di stabilità darà una mano alle imprese del nostro territorio, all'occupazione, a tutta una situazione economico-produttiva e sociale anche, che è stata pesantemente frustrata, abbattuta, vessata per un periodo molto lungo o è una mera illusione? È stata fatta un'indagine dalla Fondazione Nord-Est, ci sono delle percentuali interessanti di imprenditori che credono in questa ripresa, la vedono, la palpano con mano, tutte però imprese vocate all'export. È un aspetto positivo o c'è un'ombra, luci e ombre? Vediamo di analizzarle insieme, quindi mondo del lavoro, il mercato giovanile, situazioni aziendali, possibilità che ci possono essere o non essere, insomma sono tante le tematiche, panoramica in generale. La curiosità è molta da parte di tanti di voi che ci avete scritto, ci avete sollecitato ad affrontare questi temi per avere maggior chiarezza ed entrare nelle pieghe, fin dove è possibile, della legge di stabilità, quel che non viene detto ma che poi si intravede, poi si vedrà pesantemente. Allora, qui con noi come sempre Luigi Sposato, presidente di Eurointerim, che ci supporta anche però da imprenditore, questa volta parte coinvolta, parte in causa nella questione, ben ritornato. Partendo dalla mia sinistra, Massimo Zanetti, segretario generale della UIL, Pubblica Amministrazione Regionale Veneto, nonché esperienza nel Ministero, quindi dell'Economia e Finanze, eccetera, quindi ha una duplice prospettiva. Carlo Valerio, presidente Confapi Padova, imprenditore, grazie anche a lei di essere qui con noi. Chiara Maria Marton, avvocato, grazie anche a lei. Riccardo Bortolami, fiscalista, commercialista, quindi una veste bella tosta per le imprese. Paolo Salmaso, broker assicurativo. E quindi ben arrivato, quanto dovremo ricorrere sempre più o sempre meno alle assicurazioni per pararci dai duri colpi, perché si parla che il ruolo delle assicurazioni purtroppo potrebbe andare, purtroppo per fortuna per voi, ma purtroppo per molti potrebbe andare a cambiare. Stefano Zarro, ormai esperto di economia e finanza, tutti voi lo conoscete. Allora, io direi di incominciare con un quadro generale che vorrei che ci facesse il presidente di Confapi. Perché voi avete sollevato un po' la questione più volte, avete un centro studi, insomma vi muovete sul territorio, avete una panoramica reale di quelle che sono le imprese al di là della provincia di Padova, in generale del nord-est. Allora ci dica un po' che cosa sta succedendo, anche analizzando la situazione della sua realtà aziendale, che può essere esemplificativa, però in generale. E che cosa vedete nella legge di stabilità? C'è un aiuto secondo lei oppure no? Beh, allora intanto partendo dalla situazione generale, bisogna dire che quelli che all'inizio dell'anno, alla fine dell'anno scorso, erano segnali piuttosto vaghi, forse erano addirittura dei desideri più che dei segnali oggettivi, stanno cominciando invece a trasformarsi in dati effettivi. Noi abbiamo un centro studi che non fa altro che riassumere i dati che vengono raccolti altrove, e questi dati ci dicono che effettivamente c'è un leggero miglioramento. Questo miglioramento poi in realtà possiamo percepirlo anche proprio nel sentito delle persone, perché avete visto proprio oggi pubblicavano i dati della fiducia e sono in miglioramento leggero. Questo condiziona un po' la situazione, questo condiziona la situazione economica, una maggior fiducia. Certo che se continuiamo a vedere sempre tutto negativo sarà ben difficile trovare energia, coraggio per andare avanti. Se invece siamo in grado di rilevare ciò che è in leggero miglioramento, il dato di cui sentivo parlare prima è che il PIL italiano nella media del nord pare essere in aumento dell'1,1% e c'è addirittura uno 0,1% per quanto riguarda il meridione d'Italia. No, vabbè, sono dati minimi, però carità, sono significativi. È importante, assolutamente. Perché vuol dire che finalmente il popolo di questa nazione ha deciso di cercare di credere un po' di più nel proprio futuro e quindi
migliora la... Ecco, oltre a questo, su cosa si basano, su cosa è costruita questa fiducia, secondo lei? Cioè, di tangibile? Secondo me, ma questo è molto personale, questo è Carlo Valerio che glielo dice. A noi interessa molto anche Carlo Valerio, imprenditore. Si basa sul fatto che noi esseri umani non possiamo vivere periodi troppo lunghi di tristezza e di visione nera del futuro, perché abbiamo figli, perché abbiamo speranze, perché abbiamo desideri, perché se siamo un po' avanti con gli anni abbiamo poco tempo e quindi vorremmo poterlo vivere al meglio. È una condizione secondo me molto connotata nell'essere umano proprio. Se voi avete visto i nuovi sistemi di valutare la ricchezza in qualche modo delle nazioni che non sono più legati al PIL ma sono legati alla felicità, diciamo così, le nazioni più avanti sono quelle spesso più povere, per esempio nel Sud America. Ecco, ma però qual è il confine tra il desiderio e l'illusione? Questo poi secondo lei? Questo è quello che sta nella consapevolezza. Bisogna trasformare l'illusione e bisogna abbandonarla e riconoscerla immediatamente come tale, e invece per anni siamo vissuti di illusioni. Il desiderio è altra cosa, perché il desiderio può portare a fare, ad agire, ad operare in modo che le cose migliorino. Far diventare l'illusione realtà. Sì, però l'illusione nasce male di per sé. Stiamo andando sulla filosofia qua. No, per carità, però sono elementi che ha a che fare con le nostre vite e anche con l'economia molto di più di quanto purtroppo non si sia stati capaci di riconoscere fino a poco tempo fa. Perché l'uomo è articolato e complesso, e le interazioni sono tali per cui bisognerebbe aprire di più anche ad altri ambiti che hanno influenze e anche capacità di condizionamento. Ma a me piace che voi tirate fuori questi argomenti, quindi è corretto. Devo dire che è molto interessante questa affermazione, perché insomma veniamo da anni in cui i tecnici, gli euroburocrati stabilivano che 1 + 1 deve per forza sempre fare 2 e 2 meno 1. Ma ci siamo accorti che così non è stato. Ci siamo accorti che c'è una parte che si sottrae al numero e lì rientra non solo la logica del desiderio. Io penso che alla fine insomma noi siamo in qualche modo obbligati a guardare con speranza al futuro. Il problema è che ci dobbiamo affidare, io direi, alle competenze, perché se ci si affida agli apprendisti stregoni, purtroppo l'illusione, ahimè, genera il lato positivo della Will. La Will in effetti in questi anni è andata a cercare gli elementi positivi, a differenza di altri sindacati. Io penso che non bisogna mai vedere solo nero, comunque anche all'interno c'è una bellissima frase di Alda Merini che dice: anche nel nero ci sono un sacco di colori che mi interessano. Quindi io penso che, per non buttarla nella poesia adesso, però voglio dire che ci sono elementi importanti, ma credo che il più grande scotto che stiamo pagando è di esserci affidati a coloro che ritenevano che l'esistenza, le dinamiche economiche di un paese, di una nazione, di uno Stato fossero solo governate dall'economia fredda, e io penso che invece oltre all'economia fredda c'è bisogno del materiale umano. Il materiale umano fa la differenza. Abbiamo visto la Fornero cosa ha fatto con l'economia fredda. Allora, io penso che qui c'è la vera sfida, quindi ho trovato molto interessante questa apertura che magari sembrava molto heideggeriana, molto insomma da filosofia esistenzialista, invece in realtà io penso che sia molto vero quello che dice. D'altronde si diceva prima di iniziare oggi, un imprenditore che si trova a investire nella propria azienda, ma chi glielo fa fare se si mette al cospetto di tutte le problematiche che sa ben che deve affrontare un minuto prima di avere l'idea di partire, dice: ma chi me lo fa fare? L'eroico furore. E tuttavia penso che in questo eroico furore ci sia voglia di cimentarsi, speranza, dimensione etica e tante cose. Il problema è che, e qui vengo alla risposta, penso che il problema più grosso che noi abbiamo da qualche anno, direi almeno da 20, è la classe politica, perché poi quella fa le leggi e fa la differenza. Noi possiamo avere tutte le buone volontà, ma siccome le leggi non le fa la Will e non le fa lei, dottor Sposato, e non le fa nemmeno la dottoressa, quando la politica non è in grado di interpretare l'humus necessario, poi i danni si vedono. Elena, solo una cosetta, giusto perché è molto garbata e interessante questo inizio di trasmissione, però l'atteggiamento positivo, perché questo stiamo parlando,
si costruisce su ipotesi o si costruisce su cose esistenti? Si costruisce sicuramente su cose esistenti, poi se guardiamo la legge di stabilità che finalmente è arrivata in Parlamento, approvata il 15 ottobre, arriva in Parlamento, scopriamo che ci sono 17,7 miliardi di non coperture, un po' di mal di pancia a me viene, no, perché poi alla fine si diceva sempre prima, no? E allora se lei mi spinge, dico che qualche doloretto lo provo, però voglio essere... La componente della fiducia vale 17 la componente della fiducia vale 17 miliardi. Sì, no, io vorrei che poi magari ci addentreremo. Ecco, però lei ha detto una cosa su cui voglio anche dopo tornare ulteriormente, poi dare la parola anche agli altri. Lei è stato in politica tanti anni, indubbiamente, un'appartenenza... Da un paio di anni come esperto economico, occupavo di questioni però dentro, diciamo, dentro un partito, quindi ha conosciuto le dinamiche, ha avvicinato politici di un certo calibro, nazionale e così via. Quindi conosce i politici. Noi quando abbiamo qui i politici, è successo anche la settimana scorsa, onorevoli, quindi non stiamo parlando di persone che poi fanno vari percorsi, dicono noi, ti ricordi Luigi, non abbiamo colpe perché noi non riusciamo a governare la burocrazia. Tu sei dentro anche la burocrazia? Eccola, quindi esatto. E allora noi cittadini che siamo lì, che stiamo a sentire mille voci, eccetera, non ci capiamo più niente, perché da una parte i politici alzano le mani, lo dicono pubblicamente, noi non riusciamo a governare le cose perché la burocrazia poi a Roma più che mai è complessa, incardinata, è quella che governa le cose. Il burocrate poi dice no perché io sono imbrigliato dalle leggi, perché devo astenermi dalle leggi se sgarro qua là eccetera, salvo poi scoprire corruzione, vabbè, quei disastri che vengono fuori. Il cittadino si trova, l'imprenditore, gli imprenditori, i liberi professionisti si trovano in mezzo a dover subire questa situazione senza capirci più niente, ma veramente senza capirci più niente, perché appunto cosa votiamo, chi votiamo, non vale la pena neanche più votare se è la burocrazia che la resterà fino alla sua morte. Qual è secondo io penso che lei? È evidente a tutti lo scambio, da sempre, no? Penso dal giorno in cui è nata questo paese, 1861, l'unificazione, lo scambio fra politica e burocrazia. Dentro a quel meccanismo di scambio si creano le condizioni per il sottobosco, lo definisco elegantemente così, perché è indubbio che la legge non lo fa il burocrate cerca di tutt'al più frenare, ridimensionare gli effetti di una norma. Ma quindi non governa le cose? Beh, insomma, voglio dire, se domani mattina si stabilisce che la tassa sulla prima casa non si paga più, la burocrazia non è che, per quanto sia burocrazia, non è che poi può cimentarsi. Diciamo che lo scambio politico c'è ancora tutt'oggi tra l'alta burocrazia, che non vorrei la confondessimo con la pubblica amministrazione tout court, perché è un errore grossolano, cioè non è poi il pubblico dipendente che cerca di fare, quando lo deve fare obbligatoriamente, dal mio punto di vista bene la propria funzione, con professionalità e dignità, il responsabile, ma lo scambio è uno scambio che è vantaggioso per la politica, è inutile che ce lo nascondiamo, ed è vantaggioso per l'alta burocrazia perché gli consente di mantenere ancora profitti di un certo rilievo. Basti pensare cosa prende non il funzionario della pubblica amministrazione che fa ridere, cosa prende un direttore generale, un capo dipartimento, insomma un pezzo, diciamo, da 90 dell'alta burocrazia. Siamo ben oltre i 240.000 euro. O di una partecipata, una delle tante partecipate che ancora questa esistono. è la verità, però poi insomma, siccome noi siamo abituati a non fare un ragionamento molto attento, facciamo tutto nervo un fascio e quindi rischiamo di chiamare burocrazia tutto quello che è pubblico. L'alta burocrazia, che è il rapporto stretto con la politica e con il potere legislativo, sicuramente intercede, ma intercede ancora prima che le norme vengano varate. Però vuol dire che la burocrazia non è pubblica? No, l'alta burocrazia è pubblica. Da 1 a 10, da 1 a 10. Quanto c'è di burocrazia veramente apparato burocratico nel senso negativo del termine? Ma ce n'è tanto, ma da 1 a 10, ma da 1 a 10, adesso io non voglio dire, c'è sicuramente tanto ed è troppo. Tuttavia la politica perché non la spazza via? Cioè, voglio dire, per quale motivo la politica una volta che ha fatto la norma non la applica talis qualis? Perché poi impedisce, no? È successo che magari quel tipo di norma sia rallentata nella sua esecuzione. Vuol dire che non fa un monitoraggio? Perché evidentemente è utile anche alla politica se poi le cose vanno in quella direzione, insomma non siamo nati ieri, voglio dire, però ripeto, quello è tutto il sottobosco. Dentro al sottobosco c'è la cosa che si chiama corruzione che ci costa 80 miliardi l'anno. Stima della Corte dei Conti. È come dire che c'è un eccesso, un'estensione dell'utilizzo della Bassanini, diciamo. La Bassanini ha avuto aspetti positivi e sono gravi, gli aspetti negativi si pensa a tutta la questione delle regioni, che non è oggetto di trasmissione qui. Quindi io penso che insomma, comunque è sempre una questione di voluntas.
di volontà, e la politica gli va bene avere questo tipo di burocrazia, perché in quello scambio si crea un sottobosco che è ramificato, e dentro quelle ramificazioni c'è la corruzione. Si parla di 80 miliardi di euro, Corte dei Conti, non mie. Numeri tragici. Numeri pesanti. Esatto, sì, numeri pesanti. Luce di questi dati, Stefano Zara. Io mi occupo di finanza, la finanza è qualcosa di liquido. Sì, ma questa liquidità ci scontriamo. O anche etereo, diciamo, nel senso che riguarda tutto quel tipo di manovre che fanno le istituzioni, le società, le persone che hanno soldi, e queste, non avendo vincoli, non essendoci più vincoli, cercano di mettere i soldi dove ci sono maggiori opportunità. Rispetto a un anno fa il nostro Paese oggi è un habitat più favorevole agli investimenti. Quindi quello che gli imprenditori toccano con mano. È bastata la discontinuità, ecco, molte volte, un anno fa, ad aprile, eravamo a Verona, c'era un grosso gestore di fondi americano, allora hanno sede a Denver, Colorado, della Janus, e la domanda che molto puntualmente gli abbiamo fatto, quanti soldi loro investissero l'anno fa, in Italia loro hanno risposto zero. Oggi è cambiata la cosa, lo sappiamo, ma pensi che a giugno di quest'anno la Consob ha dichiarato che deve pubblicare ogni qualvolta una società acquisisca partecipazioni rilevanti in altre società, ha detto che la Banca del Popolo Cinese aveva superato e raggiunto partecipazioni rilevanti in tutte le società italiane quotate di un certo... sia un bene. Hanno comprato tutto, anche le cose che non andavano comprate, ma hanno comprato tutto. Loro quando si muovono non fanno prigionieri, hanno un approccio molto massivo, insomma. Quindi, però ha detto Zara, adesso interrompo, diceva che in fondo tratta la finanza, cioè gli investimenti ai quattrini, no? Cioè per chi ha soldi. Vuol dire che chi non ha soldi non può fare finanza, o è possibile fare finanza senza soldi? Senza soldi. Non manca la materia prima, si può fare. Oppure qualcuno ci ha provato, la famosa finanza, parlo di finanza col debito ed è una cosa che ovviamente non è sana, devi pensare che fra la ricchezza, cioè la ricchezza tradizionalmente intesa, quella fatta da strutture per la produzione, e la ricchezza finanziaria c'è un rapporto da 1 a 100, ok? Se facessimo un totalone di quello che è ricchezza vera e ricchezza finanziaria, questa è la disparità. Ma questo è il mondo in cui viviamo oggi, è un mondo in cui nelle prime 10 aziende quotate negli Stati Uniti, che è il mercato finanziario più importante, fra le prime 10 aziende 4 si occupano di sistemi. Riesce lei a farmi un esempio, ai telespettatori di una finanza, di qualcuno che vuole fare finanza senza avere la possibilità? Mi faccia un esempio, semplice. Perché ce l'hai la risposta? No, ma se sappiamo già la crisi finanziaria che è successa, americana e poi travasata, tra virgolette, permettetemi il termine, in Europa e in Italia, la finanza come la facevano? È la ragione per cui ci troviamo qui adesso a piangere. La finanza è stata fatta con pezzi di carta che poi tutto questa massa di debito viene cartolarizzato e rispedito in giro per il mondo. Proprio così. Ma più in Europa che per il mondo, perché poi le strutture finanziarie più grosse le abbiamo noi in Europa, chiaro, compresa. Però i primi sono stati gli Stati Uniti a giocare. Sì, ma è gli Stati Uniti che hanno giocato molto bene, è che loro hanno giocato anticipo. Loro sono molto più veloci di noi. Per cui la finanza è stata fatta anche col debito. Non solo in anticipo, il loro sistema poi non è che è nato da là, non è che direi che è un sistema completamente diverso dal nostro. Posso dire che le cose cambiano molto più velocemente. Intanto io mi rendo conto, osservando i movimenti della finanza, la finanza anticipa le tendenze, perché nel momento in cui tu cogli un'opportunità, se ci arrivi prima, ecco ovviamente le aspettative di guadagno sono maggiore. La finanza è una cosa e l'economia è un'altra cosa. Però la finanza condiziona l'economia, Sì, diciamo, quando noi sentiamo per televisione che il crollo di borsa ci induce a riflessioni negative sulla nostra economia, sulle nostre cose, e poi vediamo che l'avvitamento è negativo, cioè notizie negative creano situazioni reali negative, ci accorgiamo che siamo entrati in un mondo in cui le cose sono molto interconnesse. C'è anche l'aspetto virtuoso, è gli eccessi che non riusciamo a controllare. Il paese attualmente più indebitato del mondo è la Cina, dove non c'è un problema di debito pubblico, c'è un problema di debito privato. In questi giorni è uscito un dato
io trovo abbastanza folcloristico, in cui in Cina il numero dei miliardari, quindi persone fisiche miliardari in dollari, hanno superato i miliardari americani. 580 contro 560, beati loro. Ma lì si sta creando una classe media in un regime comunista. L'attuale presidente cinese è una persona molto forte, molto forte. C'è stato un loro industriale presente all'Expo in questi giorni, intervistato da molti giornali, Wang Shi, mi pare, della Banche. Banche è una grandissima impresa che si occupa di bioedilizia. Noi abbiamo di quel paese un'immagine molto stereotipata, è fatta anche molto di luoghi comuni. In realtà è un paese che se è letto, e non è facile leggerlo, un po' perché è molto ampio, un po' perché si è sviluppato in maniera difforme per aree, in cui ci sono delle contraddizioni che appartengono al vecchio sistema industriale e delle spinte in avanti che appartengono al Palo Alto americano, insomma, okay? Loro studiano là. Cioè la classe imprenditoriale cinese studia a San Francisco. Ecco, ma questa che connessione c'ha con il Vuol dire che i modelli di crescita non sono più locali, le buone idee non hanno patria, ok? Una cosa bella che noi abbiamo sempre appreso in finanza, che le cose negative si contagiano con molta facilità, le buone idee si diffondono molto facilmente. Ci sono degli aspetti virtuosi che noi sottovalutiamo, no? Le buone idee, il fatto che abbiamo sempre detto che l'economia del nord-est è un'economia che si è sempre finanziata in banca. Viva Dio, questa crisi del modello del credito dovrà per forza creare una svolta, no? Creare e obbligare a un nuovo modello di sviluppo in cui non ci sia più solo Stato e banca. È la stessa roba adesso, Sì, sì. Ma ci sia o si creino gli strumenti. Su questo siamo molto lenti perché mancano le persone che si occupano della cosa, no? Perché, Infatti, perché è un modello di sviluppo con quotazioni, serbatoi di autofinanziamenti, cioè, cose che in altri paesi si stanno creando su iniziativa degli stessi imprenditori. Quindi lei dice, da crisi finanziaria c'è relazione perché poi si influenza e si va a finire su crisi economica, sì. Possiamo aggiungere anche crisi a questo punto industriale perché poi ha portato alla necessità delle... Volevo fare una domanda, questo era quello che ho capito, no? Quindi crisi industriale perché poi le aziende in questa situazione sono dovute attrezzare, hanno dovuto rivedere il loro apparato organizzativo, produttivo, giusto? Sì. E lei dice che poi bisogna guardare quindi con un buon occhio quelle che sono non l'ha detto, le start-up, quelle buone idee, sì. Ecco che la banca non è in grado di fare, no, non è in grado di valutare. Brevissimo, hai detto una cosa, noi ce ne stiamo accorgendo, soprattutto il mese scorso quando è successo quello che è successo con la Volkswagen, no? Che ci siamo occupati, abbiamo guardato, abbiamo visto la Germania con occhi diversi, no? Allora, abbiamo capito che il loro modello, che è comunque il modello locomotiva d'Europa, è un modello molto tradizionale, è basato sui 3 pilastri, industria meccanica, elettronica e chimica, e sono stati colpiti da uno dei loro 3 pilastri fondamentali. Loro hanno questo mantra della stabilità, forse ancora più, questo mantra della stabilità loro poi stanno cercando di imporlo un po'. Comunque questo mantra li ha portati a tagli per quanto riguarda la spesa per l'istruzione ancora più decisi e importanti di quelli fatti nel nostro paese. Si diceva anche l'altra volta che 1 su 3 si laurea in Germania, 1 su 2 in Inghilterra. E quindi cosa vuol dire? Che tu non hai per scelta, dopo le belle teste le trovi dappertutto comunque, ma per scelta tu decidi di tagliare uno dei rami che nel suo sistema produttivo ha senso tagliare. Cioè, un paese cresce per ricerca e investimenti, tagliare istruzione vuol dire tagliare ricerca. Quindi è stata anche una delusione entrare nel merito del loro modello industriale. Sì, però non ho capito la relazione alla mia considerazione con domanda, no? Che poi alla fine le banche non sono in grado in questo momento di comprendere e valutare la potenzialità di un progetto. In parte questo è vero, cioè non tutte le banche sono attrezzate per valutare i progetti e per valutare, alcune si stanno attrezzando a farlo. Nel momento in cui diventano capaci di sposare iniziative, oppure nel momento in cui certe iniziative in cui si riescono a finanziare progetti di questo tipo, allora ti faccio un esempio, uno dei candidati alla corsa del Partito Democratico negli Stati Uniti ha detto che si andrà, ma l'ha detto un paio d'anni fa, no? Che si andrà da una società delle grandi companies a una società delle imprese individuali.
Amazon sta distribuendo la sua merce negli Stati Uniti con contratti individuali di consegna a $18-25 l'ora. Sufficiente che tu abbia uno smartphone, perché così ti geolocalizzano, e un'auto, la tua auto, e diventi padroncino di Amazon. La stessa cosa sta capitando per altre società. Quindi c'è un modo di cambiare e di intendere anche il business, l'economia, insomma. Sì. Io voglio tornare su questi temi, devo andare in pubblicità perché stiamo andando fuori il tempo massimo, per cui interrompo un attimo, perché sono temi interessanti, poi voglio sentire che cosa ne pensa il Presidente di Confapia a riguardo. Pubblicità, pochi secondi, poi torniamo con voi.